Ciao Vale e ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Oggi vorrei, senza leggere, trasmettervi un pensiero che mi ha colpito. Racconta del papà e del figlio. Che c'era un papà che passeggiava sotto i portici con suo figlio e gli diceva: tieni, ti ho comprato le figurine, tieni, ti ho comprato il robot, tieni, ti ho comprato il gelato, prendi questo, prendi questo, prendi questo. E il bambino a un certo punto si ferma, lo guarda negli occhi e gli dice: papà, sai l'unica cosa che vorrei prendere qual è? La tua mano. Cos'è che ti dà di più? Di chi vuoi prendere la mano? Cosa c'è che fa la differenza? Poi questi due figlie splendide che hanno fatto, le ho conosciute perché hanno fatto i corsi, hanno anche un po' collaborato, e una cosa che noto di te è che hai insegnato loro a dar loro la mano. Il valore, le piccole cose, questo è quello che possiamo donare, se non ti costa niente imparare a dare anche un abbraccio, un sorriso. Hanno bisogno di questo. E non dell'iPad. L'iPad non dà calore. No, imparare a dire di no, limiti. I limiti, dando comunque sempre la mano. A chi vuoi dare la mano? Grazie, ciao, ciao ciao.